La prima domanda è per Paolo. Tu che sei uno scrittore, che sei abituato alla solidità della parola scritta, quanto è stato complicato affidarti invece all'immagine che è fluida e anche al suono, perché c'è un bellissimo lavoro sui suoni della natura, dell'uomo e anche al silenzio. Ma a me piace moltissimo la fotografia, credo ancora più che il cinema. Mi incanto a guardare il lavoro dei grandi fotografi e da un po' di anni ho iniziato a fare foto in montagna, quindi probabilmente è partito da lì non il desiderio ma il coraggio di fare il regista. Sul suono mi sono totalmente affidato a un grande fonico che si chiama Paolo Benvenuti, è un tizio qua che scrive le musiche che si chiama Vasco Brondi. E per te Vasco com'è stato entrare nel mondo di Paolo e comunque riuscire a rispettarlo e comunque a dargli anche ancora più valore? Ma è stato semplice perché comunque mi viene sempre da dire che le opere d'arte, che siano canzoni, che siano film, sono molto trasparenti. Dentro ci si sente di più di quello che arriva così attraverso le parole, le immagini. C'è qualcosa sotto un doppio fondo che è fatto dell'atmosfera che c'era mentre si creava quest'opera e in questo caso c'era un'amicizia e questo secondo me ha facilitato di molto il lavoro perché non era più un lavoro sostanzialmente, è anche usare questa possibilità che è l'arte per crescere, per vivere, per stringere ancora di più dei rapporti, dei legami e avere anche una visione comune è stato semplice. Noi avevamo dei riferimenti comuni cresciuti in decenni che appunto che erano gli stessi, no? Erano gli stessi riferimenti, quindi ci capivamo abbastanza al volo. Io ho potuto fare esattamente come l'avessi fatto per me e viceversa, quindi è anche interessante questo mistero e questo miracolo del riuscire a ritrovarsi, essere in sintonia. C'è un messaggio molto potente quello che date sulla crisi climatica, no? Che alla fine la natura farà da sé, si salverà, saremo poi noi uomini che dovremo vedercela. Come la vedete? Siete pessimisti, un po' ottimisti su come la natura sappiamo che si salverà, quello che sarà dell'uomo? Io credo che quando spariremo da questa terra la natura farà una bellissima festa e non ci sarò, però sono contento per lei. Sì, io credo che potrebbe esserci, Stefano Mancuso dice, è incredibile come l'essere umano che ha queste capacità, lui è un grande botanico, divulgatore, ha questa grande capacità dell'intelligenza, di come in questo momento non stia sembrando, non sembra essere un pro, sembra qualcosa che rema contro di noi, almeno che all'ultimo non ci si inventa qualcosa, perché l'essere umano sarebbe anche l'unico animale che oltre a poter distruggere potrebbe anche migliorare la natura. Abbiamo esempi di isole remote che erano scogli, siamo andati lì come esseri umani e sono diventati dei paradisi terrestri. Salgado ci racconta la storia di quanto ha piantato 2 milioni di alberi, così come nel suo ultimo libro, sempre citando Mancuso, Fitopolis, fa l'esempio di Seoul, dove con delle politiche di un certo tipo hanno abbassato la temperatura media d'estate di molti gradi con cose semplicissime. Quindi mi piacerebbe pensare che a un certo punto, come dice Mancuso, quell'intelligenza umana possa arrivare con un colpo di coda a salvare una situazione che poi appunto è problematica solo per l'essere umano. È sempre interessante quella cosa che del fatto che abbiamo così introiettato l'idea del capitalismo che facciamo prima dire si estinguerà la vita sulla Terra invece che pensare che si possa modificare un sistema economico che è qui da 300 anni e che evidentemente non è più sostenibile, no? E però è più facile concepire l'inconcepibile, cioè la fine della specie umana o sbagliando si dice la fine della vita sulla Terra, piuttosto che modificare delle possibilità. Anche lì quando si parla di comodità è strano perché noi diciamo non vogliamo rinunciare a delle comodità ma abbiamo già rinunciato ad avere un'aria respirabile, come questi giorni a Milano abbiamo rinunciato a poter nuotare nei fiumi mentre
si potevano anche bere i fiumi, anche se sembra inconcepibile, abbiamo rinunciato al silenzio, altro che comodità, abbiamo rinunciato a beni di primaria importanza, quindi chissà se a un certo punto si riuscirà a invertire questa rotta, ma al momento le prospettive non sono proprio belle. Hai visto perché me lo porto nelle interviste? È bravino, è bravino. L'ultima domanda. Circa 20 anni fa esordivi come scrittore. Esattamente 20 anni fa. Esattamente. E, ti aspettavi questo successo parlando di montagna, che è un tema particolare, e come lo vivi? No, non mi aspettavo, lo speravo come tutti, insomma, gli scrittori, gli artisti, chiunque si inizia a fare questa pazza cosa di provare a vivere della propria arte, però era un sogno. E quando sono andato in montagna, in realtà stavo scrivendo un altro libro, Sofia si veste sempre di nero, però in parallelo era talmente potente questa cosa che stavo vivendo lì, che ho iniziato a scrivere un diario di quello che mi stava capitando, quello che stavo vedendo. E quello è diventato poi Il ragazzo selvatico, il mio primo libro di montagna. È nato così. E tutto quello che è successo dopo è arrivato di conseguenza.